Benvenuti a un'altra puntata di Agricoltura Veneta. Come vedete mi trovo sotto l'acqua in piazza centrale a Valdobbiadene. Perché? Perché sono i giorni della fiera di San Gregorio, per molti definita anche la fiera del Prosecco. Siamo qui proprio per parlare di questa cultura, una cultura che sta ottenendo un grosso successo ma anche diverse polemiche. Polemiche ad esempio per quanto riguarda le nuove attribuzioni per i territori, polemiche per quanto riguarda l'utilizzo dei fitofarmaci, polemiche anche per quanto riguarda il futuro dell'agricoltura, perché c'è chi dice questa è una bolla destinata prima o poi a scoppiare, quindi dobbiamo pensare a un'agricoltura diversa. Ne parliamo con il vicepresidente di Confagricoltura Treviso, ovvero Fabio Curto. Perché? Perché lui, oltre a non avere coltivazioni diciamo così interessanti di prosecco, ha zootecnia e soprattutto ha diciamo così, attività in montagna, quindi la parte più difficile dell'agricoltura in questo momento. Buongiorno. Buongiorno. La prima domanda è: perché non si è buttato al prosecco al 100%? Beh, perché l'agricoltura è fatta di tante cose, è fatta nelle nostre zone sicuramente di vitigni e di prosecco, ma è fatta moltissimo di zootecnia, di salumi, di latte, di formaggi, di turismo, di agriturismo, per cui un'agricoltura che ha sfaccettature molto grandi, molto ampie. Però sono in pochi a seguirla, perché vediamo che le aziende che stanno fiorendo ed ingrandendo sono quelle del prosecco, però in questa zona e non solo. Beh, l'altro tipo di agricoltura che abbiamo qui, la parte zootecnica, soprattutto legata alla carne, ai salumi, come le PPL, le piccole produzioni locali, legata a tutto l'ambito dei formaggi, alle malghe, all'attività lattiero-casearia, ma tantissimo anche all'ambito dell'agriturismo, del turismo rurale, che è un altro ambito che cresce tantissimo, per cui l'accoppiata, il completare quella che è l'offerta agricola di questo territorio con non solo prosecco ma molte altre produzioni è l'arma vincente di questo territorio, di questa gente, di questa agricoltura. Sostenibilità, senta, ma diciamo che soprattutto chi fa prosecco viene accusato di essere poco sostenibile, per non dire un avvelenatore del terreno, del territorio. Beh, queste sono chiaramente delle posizioni che sono un po' lontane da quella che è la realtà. Le aziende del territorio sono le prime che si sono strutturate nel tempo per poter andare avanti nella propria produzione, ma nel mantenimento anche della loro attività, del loro prodotto, ma del loro territorio. Per cui sicuramente c'è ancora molto da fare, sicuramente però tanto è stato già fatto. Di questa accusa ve ne potrà trattare in maniera specifica Franco Alami, un viticoltore del territorio, presidente della sezione vitivinicola di Confagricoltura Treviso.